Giornata grigia qui a Novara, c'è una discreta foschia, la visibilità al momento è comunque accettabile grazie anche ai riflettori già accesi. Sugli spalti circa 7.000 spettatori. Il Novara, reduce dalla sconfitta di Modena, vuole vincere per tornare in vetta alla classifica dopo il successo di ieri sera, ricordato dallo studio del Siena sul Pescara. Il Padova invece è alla rincorsa della zona playoff. Tra gli squalificati oggi i novaresi Ludi e Bertani e il patavino Renzetti. Le formazioni: Novara che gioca con Uicani tra i pali, Geller, Centurioni, Gigliotti e Gemiti in difesa, Parola, Porcari e Rigoni a centrocampo, il trequartista è Motta, le punte Gonzales e Rubino. Risponde il Padova con il portiere Cano, i difensori Legati, Cesar, Trevisan e Crespo, i centrocampisti Gallozzi, Gidai e Bovo, il trequartista è El Shaarawy, le punte Succi e Vantaggiato. Dirige l'incontro il signor Ciampi di Roma. Oggi avrà la collaborazione degli assistenti Vicinanza e Chiocchi. Studio. 37 minuti e 10 secondi, ancora 0-0 tra Novara e Padova. Attacca il Padova in contropiede, Gallozzi, limite dell'area di rigore, cerca lo scambio, triangolazione per servire Vantaggiato, ma rubano palle i giocatori nel Novara, nella foschia, viene in avanti ad ampie falcate Rigoni, il lancio in profondità per Gonzales, lato corto dell'area di rigore. Gonzales poi si libera di un avversario, il cross, para il portiere, ha dato una manata a Gonzales a Crespo, l'arbitro non è intervenuto, a mio parere era un fallo da ammonizione, fallo simile a quello commesso nella partita di Modena sabato scorso da Bertani, e l'assenza di Bertani oggi si sente parecchio in avanti. Ancora il Padova, squadra molto organizzata, De Paolo, tiro, la palla supera la traversa, ma l'ultimo a toccare è stato il portiere del Novara Uicani, e quindi ci sarà un calcio d'angolo a favore del Padova. 38 minuti di gioco, Novara 0, Padova 0, Varese. Attenzione, è passato in vantaggio il Padova, un piatto destro al volo sullo sviluppo di un corner battuto da Vantaggiato. El Shaarawy ha messo il pallone alle spalle del portiere del Novara Uicani. Cambia risultato qui a Novara al 38esimo, Novara 0, Padova 1. A voi la linea. Allora siamo al 7° minuto della ripresa, calcio d'angolo adesso a favore del Novara con la nebbia che purtroppo si infittisce. Calcio d'angolo affinato a Gonzales, il tocco indietro a servire Motta, ancora Gonzales, vertice dell'area di rigore, tenta il dribbling, riesce a trovare lo spazio, il tiro, ne nasce un pallonetto, attenzione il tiro, poi la palla supera tutta la linea di porta e termina ancora in angolo. Difficile dire chi abbia calciato perché era sotto la tribuna opposta alla nostra postazione. Con la nebbia che si sta infittendo anche il nostro lavoro diventa particolarmente difficile. Dal lato della tribuna centrale adesso si incarica di battere questo calcio d'angolo Gonzales, parte il tiro in area di rigore, poi ancora il Padova che mette il pallone fuori dall'area di rigore, aggancia la sfera Parola all'altezza del vertice, il tocco indietro a servire Geller, ancora un lancio in avanti nell'area intasatissima del Padova che comunque senza grande difficoltà adesso mette il pallone fuori area. 7 minuti e 40 secondi, Novara 0, Padova 1, Varese. Cambia, è uscito tutti i cambi, è uscito Stevanovic ed è entrato Pellitori. Strepitoso gol di Porcari da 30 metri, ha lasciato partire un bolide, la palla ha incolciato la parte bassa della traversa e si è insaccata, adesso viene sommerso dai compagni. Veramente un eurogol quello di Porcari che ha dato fiducia alla squadra che stava attraversando un momento di grossa difficoltà. Al 31esimo Novara 1, Padova 1, gran gol di Porcari. A voi la linea. 36 minuti e 45 secondi, e il Novara che sta spingendo in avanti nel tentativo di sbloccare il risultato di parità. Adesso in realtà c'è una rimessa laterale a favore del Padova nella tre quarti campo avversaria, effettuata la rimessa, vediamo Trevisan scambia il pallone con il nuovo entrato, il brasiliano Pompeo, che ha preso il posto del miglior giocatore in campo, il giovane El Shaarawy. Contropiede del Novara, Gonzales viene affrontato da un avversario che non possiamo distinguere nella nebbia, ma tiene il controllo del pallone, cerca di sganciarsi, viene messo a terra. C'è una ammonizione del direttore di gara nei confronti del giocatore padovano, quindi partita che terminerà con un calcio di punizione. Da una decina di minuti si sta giocando nella metacampo del Padova che ha arretrato notevolmente il proprio baricentro. Terzo gol del Varese. Dove scocca il 43esimo della ripresa, siamo sull'1-1 tra Novara e Padova, una partita ancora ricca di emozioni. Padova vicinissimo al gol nel periodo non collegato, esattamente al 39esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Attenzione, Novara in avanti adesso, viene grande mischia e poi c'è un tiro, salvataggio sulla linea del portiere, non abbiamo visto chi ha tirato nella nebbia, grande salvataggio del portiere del Padova Cano,
che è riuscito a intercettare il pallone a mezza altezza e a mandarlo in calcio d'angolo. Dicevo, Padova vicino al gol al 39esimo della ripresa sugli sviluppi di un contropiede. De Paolo ha lasciato partire un gran diagonale con palla che ha colpito il palo di sinistra della porta novarese. Adesso c'è un calcio d'angolo, dicevamo, a favore del Novara, partita che ha riservato nelle migliori emozioni nel corso di questa ripresa. Il calcio d'angolo dal lato della tribuna centrale a favore del Novara. Vediamo che le cose però vanno per le lunghe, allora noi diciamo che siamo al 44esimo e che siamo sull'1-1 e andiamo a Varese. A Varese il 40esimo. Sì, siamo al 48esimo, si giocherà fino al 49esimo per effetto dei 4 minuti di recupero decretato dal signor Ciampi di Roma. Finale emozionantissimo. Si è erto a protagonista il portiere del Padova, Cano, che appunto ha rinviato sulla linea 3 palloni, il primo di Gonzales, il secondo di Rigoni, il terzo di Scavone, 3 grandi prodezze su tiri ravvicinati da parte del portiere patavino, che ha quindi consentito fino a questo momento al Padova di pareggiare. Padova che prima dei 3 tiri da parte dei giocatori novaresi aveva, come avevo già detto, colto il palo con De Paola. Partita emozionantissima fino alla fine, mancano 20 secondi allo scadere dei 4 minuti. Direi, tentando un primo commento, che il pareggio sostanzialmente è giusto, anche se ribadisco il Novara in questi ultimi minuti ha avuto 3 palli gol e 3 gol negati dalle prodezze miracolose del portiere del Padova, Cano. Palla che adesso staziona all'altezza della linea mediana del campo e il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. Dunque, al termine di una partita interessante, soprattutto nel secondo tempo, ricca di emozioni, Novara e Padova vanno negli spogliatoi sull'1-1. Ricordo i marcatori: al 38esimo del primo tempo il Padova in vantaggio con El Shaarawy, il pareggio di Porcari con un grandissimo gol da 30 metri al 31esimo della ripresa. Varese. Torniamo